mi hanno detto bellissima iniziativa, perché comunque è una coccola che gli dà una parvenza di normalità. In questo momento tante famiglie hanno bisogno di una normalità. E la normalità passa anche per il buon cibo, quello della tradizione veneta. In tempi di emergenza pure gli agriturismi cambiano pelle e si adeguano alle nuove necessità, portando i loro piatti contadini direttamente a casa. Questa è l'iniziativa di Terra Nostra Veneto, Coldiretti e Campagna Amica. Qui siamo all'azienda Moro Barella di Vittorio Veneto, dove si continuano a sfornare vere le cornie. In questo momento stiamo preparando le classiche nostre pesche, che è un dolce di pasta frolla ripieno di budino al cioccolato, tipico con la ricetta proprio della nonna. Abbiamo fatto una scelta che ci dia la possibilità di usufruire della nostra materia prima e che sia pratica comunque da impacchettare e da consegnare. L'elenco degli agriturismi è disponibile anche online sul sito della Coldiretti. Tutto avviene nella massima sicurezza, si comincia con un contatto telefonico o WhatsApp per stabilire il menù e il pagamento, poi la consegna con tutti i dispositivi di protezione. Noi arriviamo a casa con la nostra vettura con tutti gli accorgimenti del caso, per cui guanti, mascherina, abbigliamento idoneo, e consegniamo la merce possibilmente fuori dal cancello di casa. E non entriamo in casa assolutamente, e loro ci consegnano i soldi in una bustina di carta che poi noi metteremo da parte. E al momento della consegna poi faremo un confezionamento con dei sacchetti di carta che poi consegniamo direttamente appunto al cliente. Un servizio per chi rimane a casa quindi, ma anche un modo per gli agriturismi di tirare avanti. È un modo anche per arrotondare e per avere un introito in questa situazione, insomma. Aiuta sia noi, come dicevo prima, anche i clienti a rimanere a casa, insomma.